Buonasera ragazzi, allo amigos, salve Wagyu. Sono elegante perché sono stato a un matrimonio, ma non perché ho qualcosa da festeggiare, perché su Napoli proprio c'ha accisa, oggi c'ha accisa. C'ho solo l'acqua. Non lo so, ragazzi, non so che dire, Un amareggiato più di quella di Firenze, perché in casa, una partita dove l'hai dominata, cazzo, l'hai tenuta per tutti i 90 minuti nelle tue mani, potevi vincere tracciando l'avversario che aveva fatto un tiro, neanche in porto, un tiro fino alla metà del secondo tempo, un tiro solo fuori. Poi abbiamo rischiato qualcosa negli ultimi 15 minuti. Grandissimo Allan che ci ha salvato in quel contropiede micidiale. E niente. Non riusciamo a fare gol. Palo di Insigne, sì, sfortunata, sì. Quest'anno abbiamo preso una marea di pali, ma ragazzi, ma questa è imprecisione dei tiri, non è niente che a sfortuna, alla fine è relativo. Questa è imprecisione dei tiri, ci sta niente da fare. Sei tu che non sei impreciso nel tiro. Quelle, i pali, quelle sono le parate di portiere, perché tu ci l'hai che c'è un gol. Ma proprio non lo so che manca, non lo so. Inter che oggi ha vinto, si avvicina e mo a questo punto io non ho paura dell'Inter, proprio perché il secondo posto, terzo posto è la stessa cosa, quindi pure se l'Inter ci passasse ma sono sicuro che comunque non riusciremo neanche a perderli sti punti. Il secondo posto penso sta là, già l'ho detto negli altri video, la griglia d'arrivo è questa, però mi piacerebbe che questo campionato fosse come quello dell'anno scorso, fino all'ultimo, sia per la Champions, sia per la retrocessione, sia per lo scudetto. 11 punti dalla Juve sono tanti, da stasera ne sono 13, che 13? Tanti ancora, ma non per vincere lo scudetto, però almeno per avvicinarci, per fargli sentire il fiato sul collo e per rendere anche più bello il campionato, anche per la vittoria ai non colorati, no? È più bella così, invece no. Cioè, questa Juve vince 30 punti annanzi, come è successo qualche anno fa, prima che Napoli riuscisse a prendergli un po' le misure, no? Il campionato era monotono. E ci guardiamo l'Europa League. Chi sta in Coppa Italia si guarda pure la Coppa Italia, chi sta in Champions League si fa la Champions League. Il campionato italiano è morto da 8 anni, no? Non è morto da 8 anni, perché l'anno scorso è stato un bellissimo campionato. Un po' falsificato, e qua non me ne frega un cazzo dei non colorati che ovviamente fino alla fine, loro sponsor fino alla fine non lo ammetteranno mai, è stato shippato, non rubato, shippato per errori arbitrari o malafede degli arbitri. Parlando dell'arbitro, ma stasera, ma chi ce l'ha mandato? Ma non mi ricordo il nome, come si chiama? Guida, non mi ricordo il nome. Ma chi ce l'ha mandato? Cioè non è possibile, un arbitro così scarso deve abitare in Serie A una partita importante contro la seconda in classifica, i vice campioni d'Italia, a Napoli, e fischia falli assurdi. Se non era VAR veniva pure espulso l'anno per nulla. Non è possibile. Là ci sta pure una simulazione, se vogliamo, di Belotti, no? Niente, raga, ma com'è possibile? Non lo so. Dopo un anno in Italia gli arbitri sono scarsi, non mi stancherò mai di dirlo, sono scarsi, perché non è possibile che un arbitro fischi falli così che non ci sono, appena tutto, sia da una parte che dall'altra. C'erano delle cose anche per il Torino a favore del Napoli che erano sbagliate, però sono piccole cose che non danno rilevanza, e quindi l'arbitro non verrà mai sotto, come posso dire, non perderà mai il suo, prenderà la sua sufficienza. No, questo è un arbitro scarso. Perché non ci sono stati
azioni o una partita molto accesa piena di gol, allora non si darà tanta importanza. Ma ha arbitrato una merda, perché non è possibile che fermi il gioco ogni 2 minuti perché un giocatore scade per terra, oppure che prendi decisioni sbagliate. Vabbè, comunque, chiudendo questa parentesi, arbitri italiani scarsissimi, una percentuale scarsa, un'altra percentuale in malafede, un'altra piccola percentuale senza le 2 palle sotto, senza le 2 palle sotto, non prendono coraggio ad essere giudici unici e seri e giusti in una partita di calcio. Niente, stiamo in guai, se dovrebbero arbitrare arbitri stranieri in Italia. Vabbè, detto questo, adesso la partita piena di occasioni da gol la parte del Napoli, soprattutto nel primo tempo, che subito iniziamo forte con Milik che ha 2 occasioni da gol sprecatissime, poi un tiro d'insegni in mani Sirigu. Poi c'è stata una serie di ammonizioni da una parte e dall'altra, per me molte anche ingiuste, come ripeto, un arbitro che non sapeva cosa fare stasera e per rendersi protagonista doveva cacciare i cartellini. Però decisioni sbagliatissime, azioni bellissime ma finite penosamente dai attaccanti, perché non abbiamo più lucidità sotto porta. Questo è il risultato, lo dicono i numeri, ragazzi. Nelle ultime 4 partite questo è il terzo 0-0 del Napoli. Qualcuno dice la difesa si è accunciata, non subiamo gol. Contro chi abbiamo giocato? Tutto il rispetto del Torino, Fiorentina e chi c'era prima. Ragazzi, questi stanno mangiando gol assurdi, e Milik che sta sempre dietro sbagliando posizione, o non arriva per un centimetro, o arriva e la tocca malapena e va fuori. Lucidità che non c'è nei tiragiri, nei calci d'angolo, i contropiedi. Lascia stare che loro Torino che Alan ha fatto una grande cosa, anche se comunque se l'avversario avrebbe passato la palla a Belotti poco prima, Belotti sarebbe trovato a tu per tu con Ospina e acchiappavamo un limone all'ultima tutto. Beffa finale. Ma il contropiede che ha avuto il Napoli, ma là che, cioè non lo so, ragazzi, non si emoziona, non lo so, forse un freddo, si sono rigiditi via, non lo so. Comunque vabbè, ci divertiamo per e poi se ne scende mano a mano l'azione, così, questo è il Napoli da un bel po'. Ragazzi, che dire, sempre forza Napoli, al di là del risultato, non ce ne frega un cazzo. L'importante è giocare bene, sì, ma c'è anche il bicchiere mezzo vuoto. Hai giocato male, come hai rischiato, quel poco che hai rischiato lo stavi perdendo, il risultato, e l'attacco. Non lo so, l'attacco non c'è più. Sto incazzato nero, sto amareggiato, ma non posso urlare perché non sono a casa mia, sennò veramente, ma se poi Brasile lascia, non lo so, perché ultimamente ti stanno proprio facendo innervosire, guarda. Cose assurde sotto porta che, vabbè, ragazzi, sempre forza Napoli. Vi faccio vedere questa. Che cos'è? È la caramella. Che vuol dire questa caramella? Vi do pochi secondi prima che me la metto in bocca. Cosa vuol dire? I napoletani lo sanno. Come dolce e come bella, c'ha zucamma caramella. Ho detto tutto, penso che avete capito. Sempre forza Napoli. Voglio bene, fate i bravi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Però la caramella è buona, come dolce e come bella. E
c'ha zucamma veramente, faccio vedere. Forza, ci fotte proprio, forza.